Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. La giornata di venerdì è stata molto instabile, abbiamo avuto la prima perturbazione di matrice atlantica che ha portato nevicate tra i 1200 e i 1400 metri sulle prealpi, con accumuli decisamente abbondanti, specie sulle Alpi centro-orientali. Ma ecco dalla grafica una forte eruzione d'aria fresca di matrice atlantica che porterà ancora tanta dinamicità nel corso della prossima settimana. Possiamo infatti notare dalla grafica, come vedete, un forte vortice che porterà forte maltempo alla giornata di domenica al centro-sud, porterà forti temporali e piogge specie sulla Sicilia e lungo versante ionico, ma ecco una nuova potente saccatura, come vedete, che scenderà nella giornata di lunedì, coinvolgendo in primis il nord-ovest, portando piogge e nevicate abbondanti, nevicate anche a quote collinari sul Piemonte, sul basso Piemonte, e la saccatura andrà a disporsi, come vedete, proprio sul Mediterraneo occidentale, portando una forte ondata di maltempo che coinvolgerà gran parte dei settori della Val Padana, ma anche settori tirrenici soprattutto, portando precipitazioni decisamente abbondanti su tutto il nord Italia. Se infatti notiamo da questa grafica, la giornata di lunedì verrà appunto coinvolto in primis il settore del nord-ovest, con delle nevicate abbondanti fino a quote collinari, come abbiamo detto, e poi l'espansione di questo vortice andrà concentrandosi su tutto quanto il comparto appenninico, su tutto il comparto tirrenico e il nord Italia, coinvolgendo tantissime regioni, portando fortissime piogge. La quota neve si rialzerà ulteriormente, però a causa dei flussi d'aria più miti in risalita da sud avremo nuovamente i venti di scirocco che faranno innalzare le temperature al centro-nord. Di conseguenza la quota neve si disporrà tra i 1200 e i 1400 metri. Di conseguenza quote davvero medio-alte per il periodo, una perturbazione stile autunnale. Poi, come vedete, la giornata di martedì le piogge si concentreranno sempre sulle medesime zone. Gli accumuli saranno davvero significativi sempre al centro-nord e sulla Toscana, sul medio-alto Tirreno e sulla Corsica. Insomma, questi fenomeni si concentreranno in primis su queste zone tra lunedì e martedì, per poi questa saccatura andare a coinvolgere direttamente anche le regioni del centro-sud nella giornata di mercoledì, quando il minimo dovrebbe collocarsi sul basso Tirreno, portando forti precipitazioni anche sulle due isole maggiori e su tutto il centro-sud. Infatti questa sarà la fase clou del maltempo. Tra mercoledì e giovedì il maltempo si trasferirà proprio sulle regioni centro-meridionali e sull'Emilia Romagna avremo ancora delle residue precipitazioni proprio per la disposizione di questo vortice, che però porterà un innalzamento delle temperature davvero notevole. Dalla giornata di giovedì questo vortice andrà ulteriormente abbassandosi di quota, collocandosi sulla Tunisia, sul Nord Africa, e questo dovrebbe portare un ulteriore innalzamento delle temperature su tutta quanta la nostra penisola. Non si intravedono scenari anticiclonici. Come notiamo, gli anticicloni sono disposti sulla Spagna il 1 marzo e uno sull'Europa orientale, e dovrebbero ulteriormente scendere flussi d'aria di matrice atlantica ulteriormente freddi proprio inizio marzo e caratterizzare nuovamente una fase piovosa molto intensa, ancora una volta sempre a partire dal nord-ovest, per poi coinvolgere anche tutta quanta la penisola, sempre con un nucleo disposto sulla Corsica. Insomma, decisamente dinamica anche la prima parte del mese di marzo, che si intravede molto piovoso e fresco per il periodo, mentre sarà ancora decisamente secco e mite sull'Europa centro-orientale e sull'Oceano Atlantico. Insomma, novità dal punto di vista anticiclonico non le avremo, tanta variabilità su gran parte della penisola e piogge davvero molto intense che si prospettano abbondanti, fino e anzi ulteriori 100 mm di pioggia su gran parte della Val Padana, specie quella, ricordiamo, centro-occidentale. Per maggiori dettagli, come sempre, consultate i prossimi aggiornamenti meteo.